Ok, allora rientriamo in studio, poi nel telegiornale vi faremo vedere anche il momento della partenza del contingente degli alpini triestini appunto alla volta di Genova. Ancora un attimo per quanto riguarda il caso Garlasco. Questa intercettazione è stata, insomma, l'intercettazione di cui si parla è stata presa nell'auto di Sempio, che parlava da solo, e dice lo psichiatra Cerveri: parlare da soli è un modo di gestire ansia e stress, il dialogo interiore di Sempio non è necessariamente una confessione. Poi c'è un altro caso di cronaca su cui molto si discute in questi giorni: i magistrati sulla grazia Laminetti, nei primi controlli nessuna anomalia. La Procura Generale e i rilievi dell'Interpol, si attendono ancora altri accertamenti. Adesso parliamo, per quanto ci riguarda, degli ottimi ascolti che abbiamo registrato per la diretta in occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli. Certo, oggi non si può assolutamente mancare. Le nostre telecamere accese alle 8:15 del mattino, quando nella sede degli alpini di Gemona si respirava già il grande senso di questo 6 maggio, tra ricordi, condivisione e il rumore della pioggia. La cerimonia dei Vigili del Fuoco, impreziosita dalla fanfara della Brigata Iulia, e soprattutto la messa alla Goi Pantanali per la trentina di militari che morirono schiacciati sotto la caserma, sono stati gli altri momenti del dolore intimo di una grande comunità, quella a cui il terremoto 50 anni fa ha portato via ciò che c'è di più prezioso: un familiare. Alle 2 di notte ho estratto mia moglie. Nell'estrarre mia moglie ho toccato mio figlio. Invitano i gentili ospiti. Era ghiacciato. Abbiamo vissuto tutto insieme a voi, con le vostre emozioni e i vostri ricordi, condivisi in migliaia di SMS, che sono diventati le nostre emozioni e i nostri ricordi. In oltre 200.000 avete seguito le oltre 15 ore di diretta sulle reti media nord-est. Da tutta la regione e dal vicino Veneto tante manifestazioni di affetto e vicinanza. Ci siamo sentiti una cosa sola. Abbiamo vissuto ora dopo ora non solo il dolore ma anche l'orgoglio forte della ricostruzione, in un pomeriggio dove le massime cariche dello Stato hanno esaltato la resilienza e la grande reazione del popolo friulano alla terribile forza distruttiva dell'Orcolat. Viene da pensare che il concetto di resilienza sia nato qui, trovi qui, in questa terra, la sua radice, dal modo con il quale i friulani hanno reagito all'Orcolat. E lo fecero in un modo così straordinario da riuscire a trasformare la tragedia in un modello per l'Italia intera, il modello Friuli, ovvero il miglior esempio di ricostruzione post-sismica che l'Italia abbia conosciuto ad oggi. Solo quando l'ultima processione è finita, ancora sotto la pioggia, oltre le 23, abbiamo spento le telecamere, non il ricordo di una giornata straordinaria. «200.000 spettatori e migliaia di messaggi in oltre 15 ore di diretta. Al di là dei numeri resta l'emozione e l'orgoglio di aver non solo raccontato, ma vissuto assieme a voi e in mezzo a voi la giornata di un grande Friuli che non dimentica». Allora, eccoci alla prima pagina della cronaca di Trieste, che si occupa dell'ex pescheria definita a un bivio. Vanno rivisti gli spazi, altrimenti rimarrà vuota. Il progetto della Fondazione CR Trieste sul tavolo del Comune, che deve decidere un'opera da 15 milioni che andrà a sistemare le carenze. Il segretario generale Sant'Angelo: gli enti assumano le delibere, l'assessore Rossi deve però sostenersi economicamente. Adesso abbiamo però un inserto dedicato al Giro d'Italia e quindi
dobbiamo saltarlo, eccolo qua. Dall'inaugurazione 2006 con Andy Warhol Time Boxes lo spazio non è mai decollato, oltre 20 anni di tentativi andati a vuoto per dare un'identità ad una struttura fatta di luce. Solo l'installazione di Ioannis Kounellis ha interpretato la storia dell'edificio tra le iniziative che si ricordano la Grande Trieste, Salgado e Banski. Laddove c'è anche da dire che il periodo pandemico ha un po', come dire, fatto registrare, insomma, ha interrotto, diciamolo così, la mostra su Escher. Allora, attentato alla Startech, autore denunciato, blitz e sequestri, aveva una bombola di gas. La perquisizione in via del Ghirlandaio, requisiti cellulari e computer, l'indagato è un dipendente 47enne in malattia, dai fogli delle Brigate Rosse al rogo doloso, un'escalation. Allora, riqualificazione di Grignano, esposto depositato in procura. Circolo Verde Azzurro di Legambiente, Comitato Riva Massimiliano e Carlotta chiedono ai magistrati di indagare sostenuti dalla sinistra in Consiglio regionale. Ci siamo occupati di questo perché ieri appunto le ragioni di questa decisione sono state presentate alla stampa in consiglio regionale. Però non è questo è questo il servizio, possiamo farvelo vedere così capiamo di che cosa si tratta. Il Circolo Verde Azzurro di Legambiente, il gruppo Riva Massimiliano e Carlotta e Costituzione 32 hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica contro gli interventi in atto a Grignano. Stamani in Consiglio regionale i consiglieri Furio Onsel, Open Sinistra FVG e Giulia Massolino, Patto per l'Autonomia adesso Trieste, hanno manifestato il proprio appoggio alle istanze delle associazioni, ospitando il breve incontro con la stampa indetto per illustrare le ragioni alla base della segnalazione. Chiediamo che la Regione ci ripensi e metta in discussione il progetto, rivedendolo, mettendo al centro il benessere della persona e non le automobili. Dopo quello che è stato fatto nella parte nord, pensare che lo stesso scempio avvenga anche nella parte sud, facendo diventare gli Amati Pini una distesa di lamiere roventi, è veramente inconcepibile sotto ogni punto di vista. E si può ancora tornare indietro prima che sia troppo tardi. Noi sosteniamo le associazioni che in ogni modo stanno cercando di fermare questo ulteriore scempio. Oggetto del contendere dunque la decisione approvata da una conferenza dei servizi che attraverso una variante prevede anche nella cosiddetta zona sud di procedere come si è fatto nella zona nord. Ci sono enormi contraddizioni tra le finalità iniziali del progetto, che erano quelli di fare innanzitutto una prosecuzione del parco di Miramare, per cui creare una continuità verde per diciamo relax e per il passeggio, con la situazione che si è creata dopo l'abbattimento completo degli alberi nella zona nord e l'annunciato abbattimento anche di tutti i pini che sono rimasti nella zona sud. E questo in base a una variante che anche noi fa acqua da tutte le parti. L'esposto sottolinea come la decisione contrasti un regolamento del 1991, il Nature Restoration Law, ma anche un più recente regolamento europeo che garantisce non si verifichi alcuna perdita netta di superficie totale nazionale degli spazi verdi urbani. Nell'esposto poi si chiede di valutare la possibile violazione dell'articolo 9 della Costituzione, nonché il sequestro del cantiere, già che la ripresa potrebbe aggravare il danno paesaggistico ed ambientale, secondo le associazioni. Torniamo al Corriere della Sera, c'è stato un lapsus da parte del Ministro dell'Istruzione, Piersanti Mattarella, ucciso dalle Brigate Rosse, e c'è anche tutto un botta e risposta con le opposizioni, ma insomma in fin dei conti era soltanto una gaffe. Poi c'è questa questione che riguarda la Biennale di Venezia e la presenza del padiglione russo. C'è un'intervista con il ministro della Cultura Alessandro Giuli,
Buttafuoco è più di un amico ma ha sbagliato, a Venezia ha vinto Putin. C'è stato anche un accenno al rifiuto di concedere fondi di finanziare il film su Regeni. È un'onta da sanare, dice il ministro, troveremo il modo. Sulla riforma, aggiunge, spero prevalga un clima di concordia. Fallisce un'incursione delle Pussy Riot alla H. Giustinian e intanto è stato aperto il padiglione ucraino. Allora, la Schnein andrà in Canada e si incontra con Obama, sarà al summit progressista con gli Stati Uniti, rapporti a testa alta, la strategia internazionale della segretaria Dem. È morto, abbiamo visto prima, Gianni Cervetti, la laurea a Mosca, la musica e il partito, il comunista riformista che nel PC chiuse la porta ai rubli. Aveva 91 anni, il cordoglio è stato espresso da Fassino, Craxi, Schlein, Beppe Sala e anche dal presidente leghista della Lombardia Attilio Fontana. Mosca una parata senza leader, Zelensky meglio starne lontani, Putin come Stalin, calano i consensi e lui si mette a baciare i bambini. Gradimento sotto al 70%, mai così giù dal 22%. Che poi sono tutti numeri che... Allora, voto in Gran Bretagna, Starmer in bilico, oggi i risultati delle amministrative, i laburisti rischiano il tracollo, in ascesa i populisti di destra e di sinistra. Si annuncia la fine del duopolio Labour-Tory e l'avvento di un nuovo sistema frammentato. Poi c'è un biglietto d'addio di Epstein che è stato pubblicato e poi il caso di un banchiere 35enne che ha denunciato la sua capa per averlo drogato e violentato più volte. Ero il suo schiavo sessuale da ufficio e la donna nega e collabora alle indagini. Scontri a Parigi, Bardella attacca Mélenchon, i festeggiamenti per il Paris Saint-Germain in finale di Champions sono in qualche modo degenerati in violenze e atti di vandalismo. Il lepenista Bardella ha colto l'occasione per incolpare i giovani immigrati, attaccare l'avversario alle presidenziali Jean-Luc Mélenchon al fiere della Nuova Francia, multietnica, non c'è più festa popolare non toccata dalle distruzioni della Nuova Francia, tra qualche mese riporteremo l'ordine. Ancora, Uno Bianca caccia la verità, impronte da riesaminare e filmati al setaccio con l'intelligenza artificiale. Il leader della banda dell'Uno Bianca è stato di recente intervistato da Francesca Fagnani nel corso della trasmissione Belve Crime. Torniamo al piccolo, ci sono state altre consegne di pulmini da parte della Fondazione CR Trieste alle società sportive, ad alcune società sportive. Vediamo il servizio. Sostenere concretamente le attività quotidiane delle società sportive negli spostamenti per allenamenti, partite, tornei e iniziative sociali. È con questo obiettivo che la Fondazione CR Trieste ha scelto di donare 6 pulmini a 5 società sportive cittadine e alla parrocchia della Beata Vergine Addolorata di Valmaura. La fondazione è nata il 25 luglio del 1992 e sicuramente in quell'anno sono nati anche dei bambini e delle bambine che oggi hanno 34 anni. Ecco, in questi 34 anni la Fondazione ha erogato 210 milioni di euro a questa città. Molte di queste donazioni si vedono, oggi il pulmino è un mezzo tangibile, quindi c'è il nostro marchio dato alle società sportive che con impegno portano i ragazzi e le ragazzine, soprattutto anche minorenni, a fare le diverse attività sportive, quindi più li teniamo impegnati nello sport, forse c'è meno dispersione scolastica e meno azioni, definiamole imprevedibili. Pertanto siamo noi oggi qua anche a ringraziare queste società
società sportive che si dedicano. Per noi oggi è una giornata importante perché comunque la donazione della Fondazione Cassa di Risparmio, che ringrazio in maniera proprio accurata, nel senso che ci aiuta tantissimo, perché noi abbiamo 150 ragazzi che quotidianamente utilizzano i mezzi per tutte le attività in regione ed extra regione. Le chiavi degli automezzi Giampi, Combi, Citroën della concessionaria Blitz sono state consegnate nel corso di una breve cerimonia nel piazzale del Palachiarbola ai rappresentanti delle società Pallamano Trieste, San Luigi Calcio, CUS, Basket Trieste, Federazione Pallavolo e della parrocchia di Valmaura. Questo mezzo sarà utilizzato per le attività con i giovani, con i ragazzi, anche con gli anziani e anche a disposizione del territorio di Valmaura. Anche spesso ci chiedono aiuto le varie associazioni per poter utilizzare per le trasferte, anche le società. Allora, tanto per stare tranquilli, c'è questa, come dire, doppia lettura per quanto riguarda l'antivirus. 5 casi confermati, 3 vittime, polemiche in Spagna per l'arrivo della nave focolaio. Il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dice: Milei capirà l'importanza della sicurezza sanitaria, perché penso che all'origine di tutto c'è qualcosa capitato in Argentina. Allora, prima che venisse dichiarata la quarantena, circa 30 passeggeri sono scesi a Sant'Elena alla fine di aprile. I turisti hanno preso voli verso Europa, Stati Uniti e Asia. Nei primi giorni di maggio è morta la coppia olandese da cui sarebbe partito il focolaio. Tra luglio 2025 e aprile 2026 in Argentina i casi sono raddoppiati. Il virus può provocare una grave sindrome polmonare. L'OMS ha escluso il rischio pandemia, però, vedete subito, potrebbe diventare pericoloso come è stato per il coronavirus. Quindi bisogna fare un po' di attenzione, logicamente, però bisogna fare attenzione anche a, come dire, allarmare un po' eccessivamente. Allora, ancora, Ricina sentita per 4 ore la madre di Vita e ora lui lascia il paese. Il veleno sarebbe stato prodotto in casa. Vi ricordate la vicenda della donna di 50 anni e una delle 2 figlie? Sono morte per avvelenamento da ricina tra il 27 e il 28 dicembre. La procura ha aperto un fascicolo per duplice omicidio premeditato contro ignoti. I sospetti si concentrano su 4 e 5 persone. E ieri la donna, la madre del marito e del padre delle vittime, è stata sentita dal capo della squadra mobile di Campobasso. Mamma e 2 figli spariti nel nulla con 4 cani e tende, giallo in Friuli, dovevano rientrare il 24 a Piacenza. Kaufmann, imputato per il duplice omicidio della compagna e della figlia di 1 anno lo scorso giugno in Villa Pamphili, sospeso il processo, entra in una struttura psichiatrica. Allora, credo che siamo arrivati alle pagine di cultura e di spettacolo, laddove anche per quanto riguarda il piccolo siamo alle pagine di cultura e di spettacolo. Si dà conto del trionfo del cinema del Nord-Est al Davide di Donatello e anche del debutto di Romeo e Giulietta. Questa sera c'è la lirica, l'opera di Gounod, domani invece sarà la volta della prosa. Flores de Mayo, torna il festival con 3 giorni dedicati al tango, ce ne occuperemo domani in sede di pre-telegiornale. Allora,
Per quanto riguarda il Giro d'Italia, invece, il trofeo del Giro d'Italia resterà esposto nell'atrio del Palazzo della Regione di Piazza Unità fino ad oggi, nell'ambito della sponsorizzazione del marchio Io sono FVG presente sulla maglia rosa. Sentiamo il presidente Fedriga che ne ha parlato in un incontro dedicato. Il trofeo del Giro d'Italia fa tappa a Trieste nel Palazzo della Regione, è un importante investimento dell'ente regionale Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda la sponsorizzazione con il logo Io sono FVG sulle maglie proprio del Giro. Non solo, ci sarà la penultima tappa che toccherà proprio la Regione con l'arrivo della carovana in quel di Gemona e Piancavallo. Il trofeo senza fine dell'edizione numero 100 del Giro d'Italia, simbolo della Corsa Rosa, sarà esposto anche domani, venerdì 8 maggio, dalle 10:30 alle 14 nel Palazzo della Regione a Trieste, ingresso da Piazza Unità. Il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, oggi ne ha parlato in termini entusiastici, tanto per l'accordo annuale trovato con l'organizzazione del Giro, quanto per il ritorno d'immagine della Regione che sarà così visibile non solo nella maglia rosa. È uno sponsor maglia che diventa uno sponsor in realtà molto generale per quanto riguarda il Giro. Siamo la prima regione in Italia che decide di fare una partnership così importante con il Giro d'Italia, con RCS. Oltre che essere presenti sulla maglia rosa, saremo presenti ai punti di partenza con uno stand Io sono Friuli Venezia Giulia, saremo presenti sul palco per le premiazioni, con tutta ovviamente la parte di immagine legata al nostro territorio e alla nostra regione, così come su tutti i tracciati dove da tutte le inquadrature si vedrà Io sono Friuli Venezia Giulia. Un investimento sia in chiave turistica che economica, essendo una pubblicità capace di attrarre interessi imprenditoriali. Non soltanto abbiamo ritorni dal punto di vista turistico, ma diventiamo anche un territorio perlomeno valutabile anche per quanto riguarda i grandi investimenti e le imprese. Purtroppo fino a qualche anno indietro eravamo un po' fuori dai radar. Oggi ci si rende conto chi sia Friuli Venezia Giulia, la sua collocazione geografica strategica, le opportunità logistiche che diamo con delle infrastrutture tra le migliori a livello nazionale, e questo aiuta anche tutto un percorso, perché anche a fare un approccio per trovare investitori con qualcuno che non sa neanche chi sei è un conto. Se invece è un territorio conosciuto e riconosciuto a livello internazionale, sicuramente aiuta non soltanto dal punto di vista turistico. Anche il Corriere della Sera, per quanto riguarda la pagina degli spettacoli, si occupa della vittoria al Davide di Donatello del film Le città di pianura. Il trionfatore Sossai, il regista, passione nata da un film di Kubrick, ma ho fatto il cameriere e sgombravo case in Veneto. Un'opera originale fuori dagli schemi, secondo Mereghetti, laddove il regista di Titanic dirige il film concerto di Billie Eilish, strana coppia in 3D. Bon, va bene. E poi, questa è una notizia che diamo così, a Christie's vanno all'asta alcuni gioielli appartenuti a Claudia Cardinali. Allora, ci fermiamo per la pubblicità, poi sarà con noi il primo dei nostri ospiti, il consigliere circoscrizionale in quinta circoscrizione Luca Goiak della lista Russo Punto Franco. Allora, siamo in compagnia, come annunciato, di Luca Goiak, consigliere in quinta circoscrizione per la lista Russo Punto Franco. Grazie per essere tornato nei nostri studi. Grazie a voi per l'invito e grazie agli spettatori che vorranno intervenire. Allora, il numero di telefono è 040 977 8910, svegliatrieste@tele4.it e l'indirizzo di posta elettronica. Specifichiamo, giusto un attimo per chiarezza, la quinta circoscrizione è quella che, diciamo, ruota attorno a San Giacomo, non è neanche giusto perché insomma il territorio è più vasto. Viene identificata con San Giacomo, ma in realtà comprende Barriera Vecchia e San Giacomo, che vuol dire
tutta via Rossetti, dalla ginnastica triestina alla fiera, metà piazza Goidonia, Saliesce San Giacomo fino a via Trissino, subito dopo il Burlo. Com'è la sede? Siete sempre, siamo come dire, sempre ospiti in una sede molto distaccata, perché noi siamo nel giardino del Parco Sartorio in via Modiano, quindi questo vuol dire che siamo proprio ai limiti dei confini, quindi non consentiamo ai cittadini, per dire, se hanno quesiti, informazioni da prendere, mentre fanno il normale giro sul territorio, di passare da noi. Siamo fuori strada e soprattutto un problema perché abbiamo la capienza di 25 persone in sala consiglio, quindi per le audizioni o le discussioni importanti dobbiamo chiedere ospitalità da altre strutture sul territorio e in ogni caso non c'è un rientro serale, nel senso che non ci sono le famose lettere del trasporto pubblico che scendono la sera da lì, e quindi tutti devono essere automuniti o con un passaggio già prenotato da qualcuno. Anche per consiglieri ci si dà una mano in questo modo. E la sede una volta, se non mi sbaglio, cos'era? Via Caprini, no? La sede era in via Caprini, però c'è un problema di scale strette, problema a mettere servoscala per disabili e al tempo c'era anche un consigliere che aveva un problema di disabilità. Per questo era stata spostata nella prima locale, diciamo, non in uso libero, che era quello al Parco Sartorio, però da tempo stiamo chiedendo una sede più adeguata, che sia nella zona di Barriera, nella zona di San Giacomo, basta che sia più centrale e raggiungibile dai cittadini, anche perché nell'ottica che la circoscrizione ha un'utilità se viene pensata anche più come centro servizi, cioè dovrebbe diventare un riferimento al cittadino. Cioè voglio conoscere le associazioni del territorio, cosa viene fatto sul territorio, ho bisogno di chiedere informazioni alla macchina comunale, posso recarmi di persona in una sede fisica. Questo non è possibile finché stiamo lì. Quindi poi si possono pensare a tante ipotesi, a tanti miglioramenti nella funzionalità di una circoscrizione, ma prima di tutto ci deve essere la struttura fisica che consente di mettere in campo queste idee. Allora, c'è una mail che leggerò dopo, parliamo un po', accenniamo soltanto, perché mi pare di capire che proprio nella prossima seduta del Consiglio regionale si affronterà adesso chiamiamolo il caso Novella, anche se forse è più per comodità giornalistica, insomma, cioè quella, cosa, una mozione di censura presentata dal centrodestra? Sì, è una mozione. Noi abbiamo avuto appunto notizia dalla stampa dell'intenzione delle liste di centrodestra di presentare questa mozione, diciamo, sulla Presidente Novella, dovrebbe essere giunta in questi giorni. Noi questa settimana avevamo 2 riunioni di consiglio, però tutte e 2 afferenti a delibere del Comune, una per l'audizione di presentazione, una per il voto su delibere riguardo all'Iglia e alla definizione agevolata degli arretrati con le tasse comunali, quindi presumibilmente verrà messo all'ordine del giorno nella prossima seduta, quindi tra una settimana, 10 giorni, quando sarà. Per quanto riguarda la mozione, per quello che si è potuto capire anche dalle notizie di stampa, riguarda soprattutto dei post di terze parti ricondivisi dalla Presidente. Diciamo che è normale chi fa politica che esprima delle opinioni politiche, ognuno con il proprio stile, nel ricondividere post. Alcuni post possono avere anche duplice interpretazione e quelli che non hanno duplice interpretazione da vedere se possono effettivamente risultare corretti o meno, ma sarà una cosa che verrà approfondita in sede di dibattito in Consiglio circoscrizionale. Per il momento quello che mi sento di dire è solo che in quinta circoscrizione c'è un clima positivo di lavoro tra i consiglieri, si riesce anche a lavorare congiuntamente sulle cose condivise quotidiane per i cittadini e anche a Novella come persona, una persona assolutamente che non ha mai intenzione di offendere nessuno. Sul dettaglio di cosa viene chiesto dalla mozione, quando la leggeremo e dibatteremo in Consiglio, vedremo. Allora, cominciamo con le mail. Dice questo telespettatore, il consigliere è preoccupato per gli episodi di criminalità e violenza macro o micro che si verificano con sempre maggiore frequenza nella nostra città? No, chiaramente siamo tutti preoccupati. Allora, noi da tempo facciamo delle riunioni periodiche
con l'assessore alla sicurezza De Gavardo, con la polizia locale, in alcuni casi anche con Polizia di Stato e altre forze dell'ordine. Il problema che emerge anche dagli ultimi episodi è che purtroppo ci troviamo sempre più davanti a un problema complesso, quindi non ci sono scorciatoie, non ci sono slogan per risolverli. Anche il mettere in campo, come si fa ultimamente, l'uso delle telecamere è una parte della soluzione, è corretto, però bisogna rendersi conto che le telecamere arrivano dopo, a fatto avvenuto. La percezione di insicurezza dei cittadini è il fatto che al di là di assicurare alla giustizia poi la persona colpevole, è il fatto di non correre il rischio di incappare nel comportamento delinquenziale. Quindi bisognerebbe anche pensare di più alla prevenzione. La prevenzione però è fatta da tanti aspetti. Spesso non si pensa che essere sicuri vuol dire che l'abitato rionale non sia oramai senza riferimenti, non essendoci più oramai i negozi o altro, sono poco trafficati, si trova poco appoggio da persone come noi per strada. L'illuminazione. Negli ultimi mesi abbiamo spesso anche problemi di illuminazione in alcune strade. Pomeriggio, sera, soprattutto d'inverno, l'illuminazione è importante per la sicurezza quando si circola da pedone per le strade. Oltre a questo, un recupero di eventuali zone di degrado urbano, perché una riqualificazione urbana aiuta a vivere, e scacciare la frequentazione cattiva lo si fa sempre tramite una frequentazione buona. Poi sembra poco, ma anche recuperare poche persone, dando occasioni di aggregazione, socialità, di incontrare i problemi che hanno queste persone, queste famiglie, che poi portano a scegliere strade sbagliate, è un qualcosa di importante. E per farlo bisogna sfruttare gli spazi, quindi creare aree di aggregazione, aree di socialità, aree dove le associazioni che fanno questi compiti meritevoli di andare incontro ai cittadini più o meno problematici del territorio abbiano spazi per operare, e anche creare i giardini, ripensarli come aree di aggregazione primaverili estive che consentano uno sfogo. Quindi non solo la fascia centrale della città, che è come un salotto per i turisti, ma anche i rioni hanno bisogno di essere rivisti, ripensati e riprendere il senso di comunità. Purtroppo bisogna fare tante azioni condivise e non brevi per riuscire ad arrivare a un risultato. Un altro telespettatore invece le chiede di come dire, definire un po' il concetto di periferia, perché dice: è vero che ci sono alcuni quartieri distanti dal centro, però è anche vero che per alcuni, traduco un po', per alcuni versi, diciamo così, è una periferia che si fa sempre sotto il centro, o è un centro che si comincia ad allargare un po' verso le periferie. Quindi il telespettatore chiede di dare una definizione di adesso periferia. Come adesso di periferia. Allora, la periferia in realtà è mutevole, perché periferia non è solo un luogo, diciamo, geografico, non è una questione di distanza, anche perché Trieste è una città molto concentrata, che è una delle densità abitative più alte in Italia, proprio per questa concentrazione che ha. Periferia è data, secondo me, essenzialmente dalla presenza o meno di servizi e di possibilità. In questo senso abbiamo periferia piena, tipo Aitura, che oramai è stata privata di ogni servizio, abbiamo Valmaura più vicina, che comunque manca, abbiamo la stessa San Giacomo, che viene vista come un piccolo centro, perché tramite Campo San Giacomo è una delle ultime piazze fuori dal centro città che ha vita, che ha negozi attorno, ma sconta, come si diceva prima, dei problemi di spazi anche lei. Quando noi, Minurione, dobbiamo rivolgerci alla parrocchia per trovare una sala, non abbiamo una sala pubblica, una sala comunale, quindi non possiamo fare cultura, non possiamo fare informazione scientifica, non possiamo fare aggregazione. Spesso i giovani ci dicono: io anche rimarrei in Rione, però la sera dove è un luogo dove posso andare, tranne in piazza o a bere qualcosa fuori del bar se sta aperto? Quindi dobbiamo dare questi luoghi. Se manca, definisco periferia. In centro, oltre a sale comunali deputate, che si va dalla famosa sala Luttazzi in Portovecchio ad altre sale, abbiamo tutte le sale auditorium dei musei comunali,
che sono comunque uno sfogo gratuito. Una barriera che incontrano i cittadini nei rioni, nelle periferie, è rappresentata anche dall'onerosità degli spazi, perché io non posso creare qualcosa con continuità se ogni volta devo chiaramente corrispondere a un qualcosa. Quindi a quel punto solo il pubblico può intervenire con delle sale e pensando di creare qualcosa nei rioni. Quindi per me periferia sono le zone che mancano in toto, in parte, di servizi. Quindi San Giacomo è meno periferia di altre zone, ma manca di alcune cose, Aitura, Valmaura e così via, stessa San Luigi, eccetera, sono ancora più periferia perché sono ancora più carenti. C'è questa, come dire, vulgata che mi pare che, insomma, ci siamo, nel senso c'è questa vulgata che vede sempre paragonati San Giacomo e Roiano, no? Cioè dicono sono gli unici quartieri, virgolette, autonomi, perché sì, c'è di tutto, insomma, no? Eccetera. Probabilmente forse anche Roiano, come dire, sconta determinati problemi come quelli che lei ha indicato. Sì, è comune, per dire, noi anche a Roiano l'attività si svolge ad esempio, per quello che si conosce, sul teatrino della parrocchia di Via Moreri e così via. Come a San Giacomo abbiamo l'auditorium della parrocchia di San Giacomo, abbiamo il Teatro dei Salesiani, il Teatro Pellico, che è della parrocchia di San Vincenzo de Paoli, e quindi queste strutture. Quindi i problemi sono comuni, entrambi hanno delle piazze vive, quindi ancora con dei negozi, anche dei bar ben frequentati, quindi anche nel pomeriggio, e abbiamo delle sale, però si fa sempre riferimento a oratori o ricreatori. Sì, questo sì, vuol dire dei limiti di orario, vuol dire comunque dell'onerosità. Quindi già siamo, tra virgolette, nella semiperiferia fortunata che ha delle possibilità. Noi dobbiamo fare un salto di qualità, riuscire a creare un rapporto continuo, cioè i cittadini, che siano giovani o anziani con diverse esigenze, devono sapere se io vado là trovo qualcosa, che sia adesso, la prossima settimana, so che trovo sfogo, non devo segnarmi sul calendario, vado oggi, se non vado oggi, tra un mese ho il prossimo appuntamento. Io devo vivere la città, devo vivere il mio rione anche nello spazio in mezzo, anche perché non tutti hanno la possibilità di muoversi continuamente, gli orari, di andare in centro e eventualmente di pagare. Allora, è bene ed è corretto fare prevenzione, ma i rappresentanti delle varie circoscrizioni dovrebbero fare da tramite o invitare i cittadini a riunioni, dibattiti e chiarimenti, però avere un punto di ritrovo che può contenere solo 20 persone mi pare un po' poco, scrive la signora Renata. Assolutamente, per questo quando facciamo delle audizioni specificatamente su problemi di ordine pubblico, come quando c'era il problema dei roghi delle macchine in via Campanello, i problemi in piazze tipo piazza Perugino, piazza Garibaldi, barriere, li facevamo solitamente nella sala degli ITIS in modo da poter aprire la cittadinanza. Questo vuol dire comunque una macchinosità nell'organizzare, non e anche orari compatibili, e anche orari compatibili con la struttura che ci ospita. Quindi solitamente in quei casi ci riferiamo lì e teniamo in sede solo le cose più tecniche o che si pensa non sia di così vasto interesse per la cittadinanza. Sono sempre lì, oppure abbiamo fatto commissioni sociali, ad esempio su Habitat Microaree nel nostro rione, e lì ci appoggiamo di solito all'auditorium della parrocchia di San Giacomo, come abbiamo fatto a gennaio in questa audizione. Dov'è l'auditorium della parrocchia di San Giacomo? Nell'oratorio che si entra di fronte alla posta di via Colombo a San Giacomo. Ok. C'è la rete del campo e c'è una sala modulare che va da 70 a 110 posti con un palchetto, quindi allora, tendiamo a fare lì. Un attimo solo che vediamo cosa mi comunicano dalla regia. No. Allora, c'è una telefonata, sì, mi sono perso un po'. Buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e al suo ospite Franco. Ok, problemi giovanili. Partiamo anche dallo stipendio dei genitori che sicuramente sono bassi e giustamente i giovani non possono chiedere ai genitori di fare i vari sport a pagamento, palestre, pesistica, karate, tennis, equitazione o altro.
Noi invece continuiamo mentalmente a spingere sulle forze dell'ordine, non riuscendo a dare uno sfogo adeguato, gratuito alle nuove generazioni, e queste nuove generazioni giustamente si sfogano sulle strade perché non hanno la possibilità finanziaria di accedere a centri come palestre e altri centri sotto quell'aspetto. Perciò probabilmente anziché investire su telecamere, polizia, attrezzatura varia e tutto, forse bisognerebbe iniziare a pensare veramente ai giovani, che i giovani hanno bisogno dei loro spazi come per sfogare giustamente le loro indole. Perciò è un'altra cosa, sono contento anche che dopo solo 30 anni finalmente dalla questura si arriva alla posta per poter fare il passaporto, così avremo altri 50 poliziotti sulle strade a pattugliarle. Solo 30 anni, negli Stati Uniti la posta per fare i passaporti è un ufficiale pubblico, sono solo 30 anni che di là si può fare con un costo di $50 per 10 anni, anziché 40 euro di marca da bollo per un anno. Va bene, buona giornata. Grazie. Allora ci sono due quesiti, due sollecitazioni. Quello dei giovani mi trova d'accordo, in quanto io ho presentato anche un'interrogazione in Consiglio circoscrizionale un paio di settimane fa riguardo agli spazi comunali. Quello che avevo già chiesto a tempo nell'ambito di audizioni fatte dagli assessori competenti è il fatto che abbiamo bisogno di questi famosi spazi. Noi non sappiamo quali sono i luoghi all'aperto o gli immobili o parti di immobili di proprietà comunale sul territorio che non sono utilizzati. Per dire, ci sono delle associazioni, se arriva i CSV, i centri servizi volontariato, se arrivano parrocchie, tutti quelli che animano e controllano il tessuto sociale del territorio, che ci chiedono sempre: avremo questa idea, dove la facciamo? Oppure un'attività continuativa. E noi non sappiamo questo famoso elenco, quindi ho chiesto con l'interrogazione comune: per favore potete riguardo alla quinta circoscrizione dire cosa è di proprietà comunale, non è di vostro utilizzo, di vostro interesse primario e potrebbe essere utilizzato per finalità sociali. In quel caso poi si vede la modalità di gestione, che potrebbe essere un'amministrazione condivisa, per cui a Trieste, nonostante 2 anni fa si è detto che si lavorava sul regolamento, manca ancora il regolamento che è presente in centinaia di altre città, o si studiano altri strumenti, ma è basilare per dare gli spazi ai giovani. Tra gli spazi risulta chiaramente quello di dare degli accessi a luoghi sportivi a bassa soglia, perché come dicevo gli oratori hanno delle fasce orarie ben precise, gli ingressi a pagamento nelle società, perché si creano strutture per le società, ma appunto bisogna pensare a chi non ha quel minimo 3, 4, 500 euro per iscriversi in modo continuativo alla società sportiva. E da creare questi spazi, poi possono essere gestiti, possono essere chiusi una certa ora la sera, però intanto devono essere presenti. Una particolarità sulla quinta circoscrizione è che mentre in altri territori, Borgo San Sergio c'è un campo da basket nel parco urbano, in quarta circoscrizione abbiamo Piazza Carlo Alberto, San Giacomo e Barriera non hanno nessun campo all'aperto di uso pubblico. L'unico che era sottoutilizzato era quello che è venuto meno con l'intervento ex Pavan. Infatti le diatribe, gli scontri che era su quell'intervento derivavano dal fatto che, ok, fate una palestra al chiuso per degli usi encomiabili, però in cambio i cittadini chiedono spazi per aggregazione e spazi all'aperto per sport. E vedevano nell'ex Pavan, nell'edificio abbandonato, la possibilità di sale per aggregazione e il campetto da basket sottoutilizzato, invece aprirlo di più e spingere all'utilizzo. Cioè, se hai fatto intervento Pavan, ok, però allora mi aspetto da te comune che mi dia delle alternative. L'alternativa è: cominciamo intanto a parlarci, dateci questo elenco di luoghi, ragioniamo su cosa è utilizzabile, perché in quinta circoscrizione andiamo da grandi buchi neri abbandonati su cui bisognerebbe avere coraggio di scommettere, quindi non dire costa tanto intervenire, ma che idea ho io del rione, come voglio trasformarlo, come il buco nero ci può rientrare all'interno,
E quindi cominciamo a ragionare su questo. Abbiamo gli ex bagni di Via Veronese, abbiamo il gasometro, abbiamo l'ex piscina dei Da Vinci, abbiamo da rilanciare il mercato coperto, per cui a febbraio-marzo si aspettava il progetto del privato, il comune, adesso non abbiamo notizie, vediamo se arriverà, e abbiamo l'ippodromo che è in questo limbo attuale. Abbiamo poi l'intervento sulla fiera che il Conad, che ha acquistato da Mida austriaca, deve ridefinire come cubatura e volumetria, diceva entro primavera arriverà il progetto, ma tutti spazi in cui quando escono progetti o proposte il cittadino si chiede ok, negozi, altro, per me cosa c'è? Cosa mi cambierà la mia vita? Quindi nel rione cosa mi arriva di servizio, di aggregazione e di sport per i giovani? Perché rispetto a una volta abbiamo tanti parchi giochi 0-6 anni, sì, ma quando uno supera i 10 comincia a non avere nulla attorno. Allora, c'è una mail che pone un problema, magari risponderemo anche forse cominceremo la risposta prima della pubblicità, poi dopo, perché dice: premesso che la cosa non è semplice, come si potrebbero riportare i negozi nei rioni per promuovere socialità e commercio anche fuori dal centro città? Tanto si potrebbe anche dire come si potrebbe fare per fare in modo che i negozi che ci siano restino, perché questa è un'altra parte non da poco, però insomma al di là di questo... Ma non so, vedendo l'esempio nel piccolo di Campo San Giacomo più che di San Giacomo, sì, da una parte c'è sempre politica degli sgravi, degli aiuti, ok, però Campo San Giacomo vive perché c'è un passeggio, quindi la gente, il problema, sì, è che si sposta per andare a lavorare, quindi tanti acquisti li fa nei grandi centri commerciali o negozi vicino ai luoghi di lavoro, oppure per la passeggiata in centro, e si torna al fatto di all'interno di ogni periferia costituire dei piccoli centri, quindi in realtà di piazze vissute che abbiano un motivo di attirare. Allora, se la gente va a passeggio, frequenta la zona, si fermerà anche il negozio. I negozi lungo la strada di una volta nei rioni non riescono invece più a vivere, perché la gente non si ferma, non esce lì a passeggio, è più indaffarata tra portare figli all'attività, tra andare al lavoro e così, mentre una volta anche spesso in famiglia si lavorava da soli, adesso tutte le famiglie per riuscire a tirare avanti, o quasi tutte, lavorano in due, quindi non c'è neanche che dici uno lavora e l'altro scende, sì, fa gli acquisti in strada. Quindi è da pensare di creare attorno a piazze o luoghi di aggregazione un percorso in ogni rione, rivitalizzare Servola, Aitura, Valmaura, creare il passeggio. Senza quello, onestamente, con tutti gli sgravi del mondo, fino adesso è stato difficile riuscire a difendere i negozi. Allora, c'è una telefonata, sentiamola, e questa però rispondiamo dopo la pubblicità. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono Valentina di Colonkovec. Buongiorno. Buongiorno, volevo dire di fatto di periferia, noi a Colonkovec non avevamo niente di alimentare, neanche panificio, niente, un caffè, farmacia e il tabacchino e basta, ha tolto tutto. Magari ecco, promuovete adesso diciamo per socializzare piccoli negoziati periferici, magari agevolarli con le tasse, con qualcosa, invogliare la gente, perché bisogna prendere sempre l'autobus e andare in città, e così pian pianino. Noi anziani, mi ho 92 anni, mi devi tutto portare. E si aprono questi mega, come ad esempio quel Obrobrio là davanti alla galleria a Baiamonti, dove si è aperto quel negozio, e noi piccoli non c'è, basta. Non siamo contenti, non siamo felici come anziani. Okay. Grazie e buona giornata. Grazie signora, grazie. Complimenti anche per l'età, perché sì, insomma... Allora, ci riflettiamo dopo la pubblicità. Allora, non so se c'è un'altra telefonata oppure se ancora... Ah, c'è un'altra telefonata. Allora, per correttezza anche nei confronti della signora Valentina, rispondiamo a questa riflessione che riguarda ancora
la carenza di negozi anche piccoli nelle periferie. Coloncoves è veramente periferia, insomma. Sì, anche se non distante dalla zona Costalunga, altro, però diciamo che il problema è sempre quello che bisogna ripensare la città, non un centro e tante periferie che ora per ragioni di tempo ed economica si svuotano di attività, ma pensare a una città policentrica, quindi questi centri che potrebbero sorgere intorno a sedi di circoscrizione, intorno a sedi di aggregazione, che creino passaggio, creino un luogo dove i negozi dicono ok, lì ci sono persone che vanno per svolgere quell'attività, persone che si trovano, allora ho interesse a tenere aperto il negozio. E magari lì convergono poi anche il trasporto pubblico, quindi creare come dei piccoli centri rionali. Se si va verso questo policentrismo, allora è fattibile, altrimenti ci troviamo che sempre di più bisognerà fare ricorso alla consegna a casa da parte dei supermercati con ulteriori costi aggiuntivi che non tutti possono permettersi, ma di fronte a dover muoversi con autobus anche per persone o anziane o con problemi di ambulatori diventa sempre più gravoso. Come la signora citava Coloncoves, da citare anche negli ultimi anni via Paisiello con la chiusura diversi anni fa del Bosco e ultimamente in campo Metastasio dell'ex Coop, per cui anche lì negli anni si è svuotato. Quindi quello è destino, è l'unica cosa, cercare di ripensare proprio la filosofia dei rioni e dell'organizzazione cittadina. Sentiamo la prossima telefonata, buongiorno. 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 Prego. Allora, Trieste è la città che di tutta Italia ha più alberi, molto trascurato il verde pubblico, molto, e un pochettino di gente che cammina. Ho 87 anni, si piende busi in città nei marciapiedi. Ecco, allora qualcuno invece andare in macchina, dovesse andare a fare un giretto a piedoni e vedere e controllare. Va bene? Grazie. Okay. Ma questa è una vecchia questione. Però, diciamo che questa è la cosa più chiesta dai cittadini. C'è una difficoltà perché in realtà non sappiamo mai tanto tempo prima il comune dove andrà a intervenire su strade e marciapiedi e poi spesso anche gli intendimenti che vengono cambiati per emergenze, come tempo addietro con la chiusura del Ponte Campanelli hanno posposto il rifacimento di via Patrizio lì vicino perché bisognava prima pensare al Ponte Campanelle che deve essere ancora risolto, diciamo ancora una via di mezzo. Sulle buche sì, ieri ho fatto per una mozione su via Mirissa vicino a via Rio Corgnoletto che ha dei crateri in alcune zone, la scorsa estate ho presentato ancora senza risposta un problema sui marciapiedi di via Costalunga che oltre ad essere dei marciapiedi stretti hanno delle buche e vista la ristrettezza se uno cade rischia di cadere in strada direttamente sì. Con un aggravio di pericolo. Ma una situazione diffusa come per anni prima dell'intervento abbiamo chiesto interventi su via Madonnina per cui almeno su certi assi centrali che collegano i punti più importanti dei rioni quelli dovrebbero essere a posto e intervenire poi via via sul resto. Il problema è che i fondi messi su questi interventi sono oggettivamente troppo pochi, perché si fa conto di grandi importi, ma se si vede i costi attuali per questi interventi, i metri quadri sono relativi, quindi bisognerebbe invece che ragionare sulle migliaia di euro dire sì d'accordo, ma quanti metri quadri riesce a farmi di marciapiede di strada con questo importo? Perché il cittadino vede quello. Se io chiedo di far via San Marco e poi il giorno dopo il cittadino vede che sono stati fatti 2 isolati su un solo lato della strada, su 1 chilometro di strada, dice sì, vabbè, però il resto quando lo fate, quindi non è mai completamente contento e la gente anche si fa male perché chiaramente diventa pericoloso, soprattutto in orari serali, perché se abbiamo un'illuminazione a volte più carente e la situazione di marciapiedi, il rischio è sempre maggiore, soprattutto una popolazione sempre più anziana che quindi dovrebbe poter circolare in sicurezza, perché se per il problema delle strade si trova a restare chiuso in casa, diventa un problema sociale, sanitario, di socializzazione con gli altri anche. Allora, noi qui a San Luigi, Chiadino, non abbiamo più neppure il tabacchino e non abbiamo più i giornali. L'unica cosa è un bar molto vivace e molto frequentato. Sarebbe possibile qui un piccolo
supermercato City con prezzi e offerte come nella catena madre, così la gente ci vada anche se con meno scelta. Diciamo che purtroppo l'apertura è sempre una questione del privato. Il compito del pubblico sarebbe creare la condizione per cui ci sia interesse ad aprire. Quindi parliamo sempre di rigenerazione urbana, per cui di fronte a un luogo frequentato, valutato bene, allora il privato dice qui vale la pena aprire. Quindi il pubblico deve eventualmente ridurre le spese tramite tasso, tramite interventi tecnologici che aiutino l'attività e contemporaneamente creare interesse nella zona. Altrimenti il privato andrà sempre dove è più facile per lui realizzare ricavi. Sicuramente ci sarebbe bisogno, come è stato chiesto anche al sindaco tante volte negli anni passati, come anche ad Aitura, dopo che era stato chiuso il COP dopo il fallimento nella zona verso la piscina. Quindi sono problemi sempre più diffusi nei rioni e dovrebbero diventare uno dei primi punti di attenzione di qualsiasi giunta, e andare incontro ai rioni non per semplici abbellimenti, ma proprio per ripensarli e per creare la situazione che possa favorire tutto questo. Allora abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. Io volevo dire una cosa, siccome ho parlato con vari esercenti di negozi piccoli che appunto sono costretti a chiudere, ma io penso che anche queste persone pensano che il grosso problema sono le licenze. Allora in questo paese, in Italia, se tu hai una licenza e decidi di ritirarti, per esempio hai una licenza come bottegaio, ti ritiri, puoi in realtà continuare a noleggiare questa licenza, no? Può subentrare un'altra persona e io pago a questa persona il fatto che appunto usufruisco di questa licenza. Però i costi a questo punto sono troppo alti. Chi sublista deve pagare la persona con il noleggio licenza intanto, poi per dare l'affitto deve pagare le esercenze pubbliche piccole, non ce la fa, le tasse sono troppo alte, deve pagare l'INPS per sé e i costi sono quelli che sono e chiaramente la gente va piuttosto nei grossi supermercati che questo problema non c'è. Questa è una legge italiana, io penso una volta se tu hai la licenza e decidi di non lavorare più, vai in pensione, dovrebbe estinguersi, magari abbassare i costi delle licenze e chi subentra in un'altra maniera paga una volta una licenza e basta. Invece così paga l'affitto a chi ha la licenza, sì, ho capito. Paga questo, Oddio, ha chiuso. No, chiedo scusa, interloquivo, non volevo troncare, chiedo scusa se sono stato male interpretato. No, il problema è quello dei costi che si diceva. Allora, sul regolamento attuale delle licenze non sono abbastanza dentro per dare una risposta. Sugli affitti poi il problema spesso dell'affitto dei muri, per cui tanti, per non svalutare diciamo, il bene, vogliono tenere fisso l'affitto anche se non trovano nessuno che corrisponde a quella montare, sarebbero disposti a pagare meno di affitto e il foro rimane vuoto perché chi è proprietario non vuole scendere. Entrano in gioco tanti discorsi, il problema è che si può da una parte ridurre le tasse, però lì andiamo parliamo di tasse locali chiaramente, visto che resta a carico di decisioni dello Stato. Tasse locali, interventi locali e contemporaneamente rendere più attrattiva la zona, l'unica strada, quindi è difficile. E se posso, mancavo ancora di una risposta ai telespettatori di prima quando parlava di passaporti organici di polizia. Sì, chiedo scusa. Per quanto riguarda quello, sì, la posta, anche se per il momento è soprattutto nei comuni piccoli, e in alcuni casi c'è ancora bisogno di recarsi sul posto per prenotare, non c'è la prenotazione online. Quindi speriamo che venga completato questo passaggio per sgravare i commissariati e la questura. Per quanto riguarda il personale di polizia, noi sappiamo anche dalle ricerche, dagli articoli del Piccolo di alcuni mesi passati, che a Trieste si sta contraendo il personale. Le uniche assegnazioni per l'anno nuovo erano sulla polizia di frontiera per sostituire quelli che erano temporaneamente distaccati da altre realtà territoriali
Il problema è che noi abbiamo bisogno, come si parlava prima di sicurezza, tra i vari interventi di presenza nella piazza. La telecamera ci dice dopo, se va bene, chi è stato a fare quello che non andava fatto, ma per impedire che vada fatto ci vuole una presenza fisica. Il famoso poliziotto di quartiere che era in auge 15 anni fa, che adesso per questioni di organico non viene più riproposto, ma ci sono degli interventi post qualche ora, un giorno ogni tanto, che chiaramente non hanno l'impatto, servono per raccogliere segnalazioni, ma l'impatto serve tornare alla presenza sul territorio. L'unica cosa è battersi ai livelli alti per quanto riguarda le forze dell'ordine nazionali, a livello locale per quanto riguarda la polizia locale, per avere abbastanza personale da presidiare il territorio a partire dalle piazze, quindi rendere sicure piazze, determinati parchi, giardini, in modo che i cittadini possano viverli senza ansia. Allora, abbiamo ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Bosazzi, sono Diego. Oh, buongiorno Diego, poi abbiamo anche, vedo che c'è Bernardo Gulotta da Barcola, quindi c'è quell'ingorgo istituzionale che a me spaventa un pochettino. Allora sentiamo la telefonata di Diego, alla quale risponderemo dopo esserci collegati con Bernardo Gulotta. Prego Diego, buongiorno. Buongiorno, allora io sarò rapido visto che c'è Gulotta in attesa. Visto che in zona Barcola io lo dirotterei anche alla Baia di Grignano, ecco, volevo sapere cosa ne pensa l'ospite del progetto regionale di riqualificazione della Baia di Grignano che prevede l'abbattimento di altri 12 pini marittimi. Io lo considero sinceramente scandaloso. Con questo vi saluto e faccio anche in anticipo i saluti al DJ Bosazzi. Grazie. Ok, mi ha preceduto. Buona giornata. Buona giornata. Allora, ricordiamoci dunque la questione di Grignano, ma vedo appunto che incombe Bernardo Gulotta alle mie spalle da uno dei topolini. Buongiorno Bernardo di nuovo. Sì, buongiorno Umberto, buongiorno al consigliere Goiac e a tutti i telespettatori, buongiorno all'assessore comunale ai lavori pubblici Elisa Lodi, con noi oggi questa mattina qui a Barcola. Buongiorno assessore. Buongiorno agli telespettatori, a Bosazzi e anche al consigliere circoscrizionale, buongiorno. Siamo al ridosso del quarto topolino, quello alle nostre spalle, per fare il punto su quelli che sono stati i lavori nel corso del tempo per fare in modo che alla stagione balneare, che ufficialmente inizia il 1° giugno con l'attivazione anche del servizio dei bagnini, il lungomare e tutte le zone deputate alla balneazione siano pronte per la stagione, come detto, estiva. Assessore, facciamo il punto sui lavori che sono stati fatti proprio per risistemare nei postumi della mareggiata del 2023 quelli che sono stati i danni che ha provocato proprio quel maltempo. Quel maltempo è stato veramente pesante, ha cagionato dei danni sul lungomare triestino importanti, soprattutto sui topolini. I topolini dal 4 al 7 sono stati topolini che sono stati danneggiati in maniera pesantissima. Abbiamo avuto dei lavori piuttosto consistenti per diverso tempo, dall'inverno successivo fino all'altro anno sostanzialmente, perché hanno riguardato il rifacimento non solo della platea ma anche la verifica ovviamente della tenuta di questa platea, perché il mare si era mangiato tutto, la verifica anche del sistema fognario, perché sono stato anche lì delle verifiche degli interventi, quindi la sistemazione degli accessi al mare e anche dei topolini stessi, quindi una messa in sicurezza veramente imponente. Ha portato via sicuramente un po' di tempo e un po' di disagio alla cittadinanza, ma era un lavoro che non si poteva non fare. L'importo è stato anche consistente, per questo ringraziamo anche la Regione Friuli Venezia Giulia, perché ci ha concesso un contributo totale di 6 milioni per i danni alle mareggiate, 3 qualcosa dedicati ai topolini. I primi li avevamo subito messi in avvio la prima stagione estiva, circa 800, gli altri gli inverni successivi, ma possiamo tirare una boccata di ossigeno quest'anno perché finalmente abbiamo questi topolini messi a nuovo. Ora andremo avanti con le altre operazioni in vista dell'estate.
Quindi i topolini oggi possiamo dire sono ufficialmente completati in termini di lavori? Sì, le lavorazioni dovute alle mareggiate sono terminate, adesso partono le sistemazioni in vista della stagione estiva, quindi la manutenzione ordinaria. Si stanno facendo proprio in questi minuti sopralluoghi per la pulizia delle aree che partirà a metà maggio e quindi, come dicevi tu, dal 1° giugno anche sarà operativo il salvamento, ovviamente sempre a carico del Comune, circa un appalto di circa 160.000 euro che garantirà ovviamente la sicurezza e l'accesso al mare dei bagnanti. Assieme alla Regione poi sono state posizionate anche le barriere frangiflutti che servono come prevenzione per un domani, qualora dovessero verificarsi nuovamente disagi dal maltempo. Questa è un'ottima struttura che può prevenire, come ho detto un attimo fa, eventuali ulteriori danni. C'era già una barriera frangiflutti di fronte a quello che è l'ex bagno militare, infatti si è visto come rispetto al bagno Sticco uno sia stato in qualche modo graziato, l'altro no. Sì, esatto, questo grazie alla sinergia con la Regione, il Servizio dell'Ambiente e l'assessore Scoccimarro si è fatto anche questo tipo di intervento, perché ormai siamo consapevoli che i cambiamenti climatici irromperanno sempre di più nelle nostre vite e dobbiamo ovviamente cercare di tutelare il nostro patrimonio ed evitare il più possibili incidenti o comunque danni così pesanti ovviamente alle nostre strutture, in questo caso ai topolini. Se mi permetti, inaugureremo ovviamente anche ai primi di giugno la stagione estiva alle Bow Beach. È completata adesso? Manca ancora qualcosina, sostanzialmente la ringhiera definitiva e quindi siamo praticamente pronti per inaugurarla in via definitiva. L'altro anno era in via provvisoria perché avevamo voluto aprire nonostante i lavori non fossero finiti, quindi quest'anno la apriremo ufficialmente. Metta pure gli occhiali da sole. Grazie. Perché il sole ci sta cominciando soprattdomando chi ha gli occhi chiari, comincia a lacrimare come se fosse a tagliare cipolla. Un'ultima mia domanda riguarda la parte della pineta che era invece in mano all'assessore Babuder, tutta la parte diciamo della passeggiata che era stata inondata d'acqua proprio nel 2023, anche quella possiamo dire completata con tutti i lavori, ovviamente fa capo a un altro assessorato, però questo per dare il senso della continuità degli interventi. Sì, assolutamente sì, lì ha seguito il mio collega Michele Babuder, è andato a sistemare ovviamente un tratto di scogliera, ma anche il porfido e quindi tutti i cubetti, quindi anche lì un lavoro consistente, ma questo è un lavoro che ci ha visto impegnato tutti quanti, l'abbiamo fatto in continuità perché questa è la passeggiata di Trieste, la passeggiata dei triestini, il luogo dove tutti possono andare al mare liberamente, gratuitamente, e quindi questo servizio il Comune deve garantirlo e continuare a garantirlo, quindi abbiamo fatto rete tutti quanti, le dico la verità, ovviamente dal contributo che è arrivato dall'assessore Riccardi, l'assessore Scocimaro, il mio collega Babuder, io qui, insomma abbiamo cercato ovviamente di dare tutti quanti il meglio per restituire questa area alla città. È vero, l'ultima veramente mia domanda, è vero che ci sono difficoltà a reperire bagnini, a trovare personale stagionale, oggigiorno direi negli ultimi anni? Sì, è una cosa che succede sia per l'appalto che riguarda i topolini, ma anche il pedocine, che sono gli appalti che lanciamo insieme di salvamento e pulizie, perché molte volte il personale è anche legato, sono giovani che sono legati magari all'università, a esami e che non possono dare una disponibilità immediata. La normativa ci impone ovviamente di avere un tot di persone presenti, quindi noi dobbiamo, insomma la ricerca non è semplice, bisogna avere ovviamente le certificazioni, i documenti per poterlo fare, è essenziale averli ovviamente in tutte le strutture balneari, ma è complicato anche trovarli e reperirli, sicuramente sì. Bene, allora Umberto, se ci sono domande siamo a disposizione, in caso contrario vi restituiamo la linea. No, grazie, penso che abbiamo sentito attentamente, siccome abbiamo anche da rispondere ad una telefonata e ci avviamo verso la Benissimo. fine, ti lascio ai tuoi prossimi impegni e ringrazio anche l'assessore Lodi. Grazie, una buona giornata. Grazie a voi, grazie a Alessandro Carelli dietro la camera, ci sentiamo dopo. Ok, allora eravamo in debito di una risposta per la questione Grignano. Ma su Grignano più che altro il problema è che il progetto come era stato presentato era qualcosa di diverso, cioè quando è stato presentato si parlava di mantenimento delle alberature,
Ci si è trovati davanti a un intervento che invece ha fatto Piazza Pulita e in parte ripiantumato, però con alberi chiaramente giovani, per cui ci vorranno anni perché ricreino la situazione di appunto sollievo tramite le fronde e la copertura arborea del piazzale. Si è guardato soprattutto a razionalizzare, eventualmente aumentare i posti auto a discapito di quello che era una baia, una passeggiata storica per i triestini, sia nella zona mare sia per la zona ombrosa. Secondo me, per quanto riguarda il problema viario delle macchine, andava invece cercata una soluzione a un problema oramai decennale, per cui periodicamente si parla di spazi vicino all'ex Villa Ausbrand o altre soluzioni, ma manca un parcheggio di pullman adeguato per le esigenze del castello di Miramare e manca una struttura che consenta appunto il parcheggio delle autovetture sia per andare in mare ma anche per i castelli. Ci troviamo un castello che sotto la direzione della dottoressa Contessa è cresciuto esponenzialmente, ha risolto molti problemi del parco e ci troviamo a una carenza assoluta di spazi per pullman e vetture, soprattutto nella stagione estiva dove c'è il boom chiaramente balneare e anche il boom del castello. Quindi andavano cercate delle soluzioni che non possono essere i pochi posti in più ottenuti nella baia di Grignano a discapito delle alberature. Quindi sicuramente essere stato favorevole a un mantenimento del progetto originario e delle alberature così com'erano e soprattutto che venga dibattuto quando c'è un cambio di progetto in corso così importante, che venga dibattuto e cercate soluzioni alternative e non messi davanti a fatto compiuto. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno, buona giornata a lei su ospiti. Niente, volevo fare un discorso qua per, come si chiama, per Roiano. Prego. Ecco qua. Qua sarebbe bello che si parla sempre di Roiano, no? Che mancherebbe una pizzeria, un calzolaio, un negozio di pesca, un bagno, perché tanta gente va anche nei giardini a fare i suoi bisogni, non è giusto? Un bagno pubblico. Anche quel compressore che c'è della stock dentro là, che si potrebbe fare tanti negozi, tante robe, perché non si usa queste robe qua? Almeno Roiano un pochettino più bella, okay. più servizio. Ok, grazie. Io la teniamo ringrazio, conto, molto gentile. grazie. Teniamo conto che insomma lei la circoscrizione non arriva a Roiano, però insomma è come sempre una riflessione che viene richiesta. Esatto, l'unica cosa che è comune che ha detto è quella delle toilette pubbliche. È una città con pochi servizi pubblici accessibili, è una città che in boom turistico certi servizi di minima dovrebbe avere. Al momento Trieste è carente nelle toilette pubbliche, che sia per turisti o residenti, quindi in quel caso diffuse, ed è carente nei posti e servizi per pullman. Ancora 10-15 anni fa, se andavo a Salisburgo, se andavo a Trento, avevo delle zone dove i pullman, tra virgolette, scaricavano i turisti e poi andavano a parcheggiare 1 chilometro di distanza, ma sia dove scendeva il turista, sia dove poi parcheggiava l'autista col pullman, c'erano toilette, c'era un distributore d'acqua, c'erano mappe cittadine a strappo e quindi dei servizi di minima. Adesso noi per i pullman abbiamo solo dei posti di fortuna non organizzati, non con servizi nei dintorni e mancano completamente le toilette in giro per il centro lungo i tragitti turistici del centro. Ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Scusate buongiorno a tutti quanti. Buongiorno. Volevo solo dire che stiamo parlando sempre delle stesse cose, no? I miei concittadini non si sono ancora resi conto che ci sono 2 Trieste, la Trieste dei triestini e la Trieste dei turisti, così diciamo, perché questo dobbiamo ricordarcelo, i rioni sono vuoti, non ce ne sono, pochissimi servizi per i rioni, ecco, il Trieste non è Piazza Unità, Trieste è anche Altura, Trieste è anche Valmaura, Trieste è anche questo, e questo non gliene frega niente a nessuno. L'unica cosa che possiamo fare noi è, quando andremo a votare, ricordarci di quello che è stato fatto, anzi di quello che non è stato fatto, perché uno che non fa e non dice niente va bene, ma uno che ti promette, ti illude, ti frega 2 volte. Grazie. Allora, possiamo rispondere? Come chiosa.
Diciamo che questo è chiaro, nel senso che la città corre quando corre tutta la città, quando non è solamente la zona centrale a svilupparsi. Quindi qua sicuramente il turismo, per dire, quando si critica aspetti del turismo, viene buttata in polemica politica dicendo siete contro il turismo, contro la leva economica del turismo. No, si critica la mancanza di gestione del fenomeno turismo. Il fatto che non ci siano parcheggi quando arrivano i turisti, parcheggi possono essere anche periferici con bus navetta. Noi abbiamo, per dire, a San Giacomo, in zona Maddalena e ad Esparo, un parcheggio coperto con 300 posti perennemente vuoti. Quindi anche lì uno può pensare, da lì o con bus navetta o incentivando la 10 o altro, di far venire il turista, pensare già adesso se si farà il parcheggio alla fiera, il turista che scende dalle curve dell'ippodromo, che lasci lì la macchina e poi coi mezzi vada in centro, perché creiamo traffico, creiamo ingorghi, creiamo difficoltà in centro e quindi questo è programmare, ma non dopo. Il fatto della chiusura del parcheggio del Monoquarto per i lavori in Portovecchio si sapeva 3 anni prima, si è arrivati, si sono persi quei 400 posti auto, sono passati ulteriori anni e non è cambiato nulla. A Spot ci sono i posti a raso vicino ai silos, non c'è niente di strutturale, perché quando si dice i parcheggi in Portovecchio, sì, ma quelli arriveranno tra 5-10 anni. Nel frattempo la città per 10 anni viene lasciata abbandonata a se stessa nella gestire mobilità, parcheggi. Quindi il turismo è importante, ma come ogni aspetto della vita di una città va governato e va anticipato, perché governare vuol dire prevedere e pensare le soluzioni prima che sia necessario metterle a terra. Arrivare dopo spesso si può mettere una toppa che non risolve e si è sempre di corsa. Quindi visione, e una volta che si ha la visione si cercano i fondi che a livello europeo, ministeriale o altro si possono trovare, ma bisogna avere l'idea su cui applicarli. Grazie a Luca Goia, che è consigliere circoscrizionale della lista Russo.Franco in 5ª circoscrizione. Buon lavoro. Grazie a voi per l'invito e grazie agli spettatori per gli interventi. Adesso noi andiamo in pubblicità, poi sarà con noi l'europarlamentare della Lega, Anna Maria Cisint. Salve. Allora, siamo in compagnia della seconda ospite della giornata, l'europarlamentare della Lega Anna Maria Cisint. Buongiorno, grazie buongiorno per essere tornata nei nostri studi. Guardi, prima di incominciare, perché abbiamo un paio di argomenti, però lo chiedo a lei, alcuni spettatori, più di uno per dire la verità, ci chiede di, insomma, è una cosa che peraltro tutti si chiedono, questa storia di Garlasco, eccetera, no? Dice Stasi dovrà essere in qualche modo risarcito qualora venga fuori, insomma, diciamo, confermata la sua innocenza, cioè cosa succede da quel punto allora io ho di seguito vista? Perché penso che nessuno di noi non abbia seguito, sì, impossibile non ho seguito anche da 2 altri punti di vista, no? L'ho seguito dal punto di vista della mamma, perché qua la tragedia è diffusa, enorme per tutti, perché nessuno di fatto ti risarcirà mai il pezzo di vita che hai perso e la distruzione della famiglia, questo. E quindi da mamma ho pensato che davvero questi errori gravissimi ti compromettono, ti uccidono una famiglia, uccidono. Poi da cittadina e da istituzione anche, no? È incredibile come la giustizia, abbiamo tentato noi di far tornare in pista un po' di giustizia con la sinistra che ha lavorato contro, però da questo punto di vista capiamo come se si sbaglia poi una dei beni più preziosi che abbiamo, la libertà, ti venga privata. Dopodiché sembra da tutto quello che è emerso che lui, ma abbiamo tutti sempre avuto grandi dubbi, no? Un processo indiziario, nessuna prova, nessun movente reale, così ecco. Adesso è abbastanza certo
che la Procura abbia fatto ciò che bisognava fare 17-18 anni fa e stia individuando un percorso molto più realistico. E quindi Stasi è ancora in galera però, capito? Cioè lui ancora rientra la sera, si è fatto questi 11 anni in questo modo, ovviamente questo l'avrà segnato, e i milioni di euro che ovviamente un eventuale successivo processo di revisione che dovrebbe, come dice il suo avvocato, partire a breve, non gli restituirà mai né il papà, che nel frattempo è morto di crepacuore probabilmente, né la sua libertà, né la vita che immaginava e che si era via via costruito assieme anche a quella povera ragazza di Chiara Poggi. Allora, c'è già una telefonata in linea, buongiorno. Buongiorno, sono Luigi. Buongiorno. Intanto saluto l'europarlamentare Ceselin, l'ammiro perché è una donna combattiva, ecco. Grazie. E dopo di questo dico da triestino, no? Qua la regione Friuli Venezia Giulia, no? Si perde in un bicchiere d'acqua, no? Ecco. Non so perché parlando della Startech non si fa carico dei stipendi la regione, basta che si sedono l'ordine del giorno la mattina e decidono paghiamo noi stipendi, bene, ecco, la gente è contenta perché sa che è vicino alla gente, come anche il ponte di Brooklyn, scusate il termine, delle capannelle, no? La gente residente delle capannelle, no? Per adesso vengono esentate dal pagamento delle bollette acqua, luce e gas. La gente è contenta, capisce, e poi la burocrazia la lasciamo a loro. Ecco, dato che la regione ha dichiarato 7.000 milioni di euro, i soldi ce li ha, quindi facesse fronte a queste problematiche, perché c'è sempre la burocrazia che ferma, no? Che frena. Ecco, queste le lasciamo ai politici, queste robe qua. Intanto dessero un segnale ai cittadini, si facessero carico, ripeto, del pagamento degli stipendi della gente, perché sennò non può andare avanti, non può mangiare, no? Come le capannelle, ripeto, l'esenzione dell'acqua, luce e gas, la gente capisce, no? Che stanno facendo qualcosa, non lasciare tutto qua che passano mesi e mesi. Ecco. Ok. La saluto, grazie. Prego, onorevole. No, intanto saluto ovviamente e ringrazio. È chiaro che la Regione ha fatto in questi anni, devo dire, veramente tantissimo e sta facendo per quanto riguarda le politiche del lavoro. Ecco, se c'è una regione che ha lavorato in questo senso è la regione Friuli Venezia Giulia, il presidente Fedriga, l'assessore Rosolén, non ci sono dubbi sulle azioni. Io da sindaco le ho vissute anche direttamente, l'impegno a salvaguardare aziende e posti di lavoro, sia con norme molto orientate ad essere attrattivi, che non è poco, sia per lo, diciamo, snellimento delle procedure, sia per quello che riguarda anche le operazioni di vicinanza del mondo della scuola al mondo del lavoro, che anche quello è fondamentale. Sì. Dopodiché devo dire, io prima di fare il sindaco ho fatto il ragioniere generale, quindi quello che dico è un po' tecnico adesso, ma lo devo dire, ci sono delle spese che le amministrazioni pubbliche non possono fare per legge proprio, e ad esempio questa è veramente, sarebbe tra virgolette un'ipotesi di danno erariale. Tu non puoi sostituirti in certe situazioni a pagare, diciamo tra virgolette, fondi che queste spese non possono essere sostenute dai bilanci pubblici, però la Regione, come è accaduto purtroppo in questi anni, ha lavorato affinché però ci sia la soluzione reale, e quindi il pagamento degli stipendi e quindi tutte le azioni necessarie affinché i lavoratori possano risolvere le problematiche che
tristemente purtroppo vivono. Ecco, anche su questo esprimo veramente vicinanza. Io sono figlia di un operaio, guardi, ho ben presente cosa significa per una famiglia e non lo dimenticherò mai, arrivare alla fine del mese e avere il bisogno dello stipendio perché hai gli impegni del mutuo, eccetera, eccetera. Ecco, quindi vicinanza fattiva, sì. E sono certa però che su questo tutti concordemente premeranno per dar soluzione a questa vicenda che poi è esplosa così di colpo, senza che ci fossero neanche dei preallarmi. Allora facciamo così, siccome se intavoliamo poi un discorso dobbiamo chiuderlo alle 9:15 per la pubblicità, io anticiperei la pubblicità così poi possiamo incominciare a parlare con più tranquillità, insomma, senza, diciamo così, l'incubo della pubblicità. Allora, rientriamo in studio, siamo in compagnia dell'europarlamentare della Lega Anna Maria Cisint, c'è una vignetta di Englaro che facciamo vedere, che devo dire la verità è molto carina. Mamma, te mi mostri dove sei il Bangladesh, deve essere qua vicino, i vieni tutti a lavorare in bicicletta. Insomma, questo davvero non è male. Allora, a proposito di Bangladesh, sono successe cose recentemente. Prego, no, parla avanti. No, adesso vedendo la vignetta mi è venuto in mente anche quello che è successo recentissimamente, che abbiamo saputo recentissimamente di una truffa gravissima, che sicuramente noi abbiamo, come dire, verificato a grado, ma che è diffusa in tutto il nostro paese. È successo che abbiamo scoperto da fuori dal coro, poi principalmente, e anche poi abbiamo parlato con la persona che ha fatto la denuncia, insomma, cosa che ho fatto anch'io, sono già stata da pubblico ufficiale a denunciare presso il commissariato di Monfalcone. È accaduto che è stato verificato che il racket Bangladesh a Grado, un gruppo di bengalesi titolari di negozi o comunque un gruppo di bengalesi abbia tentato la corruzione da 1.500 a 5.000 euro a commercianti italiani per fittizi contratti di lavoro finalizzati a ottenere i visti per entrare in Italia. Quindi più d'uno, così intervistati con le modalità, hanno ammesso che la modalità per far entrare bengalesi in Italia, loro connazionali, è quella di convincere, funziona così, di convincere il commerciante italiano, l'imprenditore italiano a fare una promessa di posto di lavoro che consente di poter avere il visto e poi di entrare nel nostro paese. A proposito di questo, ero in una trasmissione ieri e raccontavo del numero gravissimo, numero pesante di soggetti che dopo aver ottenuto il visto, al numero dei visti non corrisponde, se non per il 50%, il numero dei contratti di soggiorno che poi diventano contratti permessi di soggiorno. Vuol dire che queste persone, circa 35.000 nel 2025, hanno ottenuto, più o meno 35.000, hanno ottenuto il visto perché c'è stata la promessa del posto di lavoro, dopodiché con il visto sono arrivati in Italia e a fronte di questi 35.000 solamente 14.000 rotti hanno poi effettivamente ottenuto il permesso, diciamo il contratto di soggiorno, che è il presupposto del permesso di soggiorno. Vuol dire che 15.000 ce li siamo persi. Ecco, è gravissimo. E tra l'altro so che in Friuli Venezia Giulia la regione era già intervenuta avendo fatto anche denunce in maniera molto determinata. Però è una questione che va affrontata perché è un altro modo per entrare irregolarmente in Italia attraverso una truffa, un racket che con denaro ti dice: guarda, basta che mi fai questa promessa di lavoro, dopo non serve che lo assumi. Intanto entrano e poi
Ci rendiamo conto? Le, diciamo così, non vittime, ma comunque diciamo questo racket, diciamo così, chi andava a coinvolgere? Cioè realtà... Ma nel caso di Grado... I bengalesi del racket, non tutti logicamente, i bengalesi del racket andavano a coinvolgere, in questo caso, piccoli imprenditori e piccoli commercianti della città. Ma questa cosa è emersa perché qualcuno l'ha denunciata, sapendolo. Invitiamo sempre tutti a farlo, nel senso che ad esempio anch'io ho contezza, mi è stato anche raccontato direttamente che questo avviene mica solo a Grado, non penseremo, ecco, è emerso perché una brava persona, un cittadino gradese, ci ha detto guarda che basta, è successa sta cosa e noi abbiamo portato il tutto alla denuncia, no? Ecco, però questo purtroppo è un fenomeno molto diffuso e sottolineavo il fatto che la nostra regione, e lo so direttamente perché ho visto anche le carte, la nostra regione era già intervenuta e aveva anche sottolineato l'aspetto della denuncia fatta proprio per le incongruenze dei numeri, che a livello italiano sono quelli che dicevo, cioè 35.000 i visti a fronte dei visti, nel 25, a fronte dei visti la metà ottiene il permesso, il contratto di soggiorno e poi il permesso di soggiorno, gli altri diventano irregolari, entrati irregolarmente con un'ipotesi di lavoro che sapevano bene di non avere perché il commerciante o l'imprenditore o chi lo sa, aveva chiesto, aveva detto, beh guardate, lo assumo, ma sapendo di non farlo. C'è una telefonata, poi le chiedo un'altra cosa su questo eventualmente. Buongiorno. Buongiorno. Allora mi permetto a dire alla nostra grande Cinite che è la nostra soldato Jen. Allora, però via questo, volevo fare una domanda. Volevo capire e essere aggiornato su quel che riguarda la situazione della Fincantieri, su quel che riguarda gli appalti e sottoappalti, no? Perché insomma la Fincantieri penso che negli anni abbia fatto per il comodo suo, e posso anche qua sottolineare il fatto che è parastatale, dunque quel che riguarda la situazione degli appalti e sottoappalti che dopo si tramuta in quel che riguarda una situazione dannosa per tutti, perché mi ricordo che avevo un problema tempo fa, essendo ex sindacalista, proprio con un problema che era derivato dopo qua a Trieste per una situazione che era qua e poi a Trieste, dove non fora una situazione perché era la barca dove ci faceva naturalmente i servizi e dopo era per l'appunto quanti appalti e dopo che abbiamo scoperto perché non fora un problema di salute riguardo che era la logistica per questi appaltatori, e è quella volta che avevamo capito che la paga era di 4 euro all'ora e qui pagava anche la parte logistica della vedoria. Dunque era un sfruttamento già 15-20 anni fa. Ecco perché dico che il problema è molto molto serio su quel che riguarda la Fincantieri, che ha fatto una politica a ribasso per quel che riguarda la situazione che invece doveva essere una risorsa per noi italiani, per avere un lavoro dignitoso per quel che riguardava la Fincantieri. E voglio anche qua sottolineare che il personale della Fincantieri è un terzo che copri e l'altro due terzi solamente che appalti e sottoappalti. Grazie e buona giornata. Grazie. Allora, intanto non ho capito il nome, ma lo saluto e ringrazio. Non so se l'ha detto, per dire la verità. E lo ringrazio per questo tema molto importante. Nel frattempo lei ha fatto andare anche l'immagine di una pagina. Allora, sono due robe molto diverse. Prima rispondo al signore. Dunque, noi stiamo, ovviamente, sfonda una porta spalancata, non aperta. Io pensate che abito a 100 metri dallo stabilimento, no? Quindi non solo abito da sempre lì, non solo ho avuto genitori e papà e nonno che ci lavoravano, ma ho seguito da sindaco tanto di questo. E sto di vedetta, e purtroppo per tutti gli altri. Allora, la questione è questa, noi ovviamente siamo molto consapevoli
di ciò che è accaduto. In sintesi, perché non tutti ho scoperto che sanno bene come dal 2005, quando le imprese italiane delocalizzavano, cioè uscivano, Fincantieri aveva fatto una scelta diversa con l'allora amministratore delegato Bono, cioè aveva detto io delocalizzo al contrario, rimango qui con gli stabilimenti, di cui Monfalcone ha lo stabilimento più grande d'Italia, e importo manodopera. Questa è stata la scelta. Perché importo manodopera? Perché è inutile che ce la raccontiamo, no? Nel 2005, come anche successivamente, in realtà il problema dei lavoratori trovo, non c'era. Era una questione economica. Mi perdoneranno tutti, ma io non riesco a dire cose diverse dalla verità, no? Era una questione puramente economica. Devo andare sul mercato, in un mercato mondiale molto difficile, dove il costo del lavoro in certi paesi è molto più basso, come sappiamo, no? E devo riuscire a vendere le navi, quindi devo contenere i costi. Questo è stata e hanno importato allora, nel 2005, hanno iniziato a importare manodopera asiatica, quella del Bangladesh. Infatti a Monfalcone sono arrivati dal Bangladesh, in particolare da alcuni villaggi. Questo poi è continuata sta cosa, solamente che giuridicamente cosa è successo? Si sono assestate le questioni. Cioè prima venivano importati solo i lavoratori, dopodiché è diventato più diffuso la modalità di anche importare, tra virgolette, piccole ditte bengalesi. Quindi a fronte di una situazione di tanti lavoratori interni, operai, saldatori, che facevano tutti i tipi di operazioni, che sono molte nella navalmeccanica, successivamente una fetta di lavoratori dal Bangladesh, che poi sempre di più negli anni è diventato anche il subappalto, l'appalto e il subappalto in carico a ditte del Bangladesh per un periodo molto ampio anche della Romania. Questo ha generato 3 problemi. Il primo, gravissimo, a carico della città. La città con sindaci che l'hanno anche svalorizzata, prima credo di quello che abbiamo cercato di fare noi, ha dovuto accettare un'invasione che oggi è arrivata al 31%, okay, del totale dei residenti in una città che non è di 500.000 abitanti ma di 34.000, no? Quindi una modalità islamica molto pesante. Venendo su adesso ho incontrato tutte le donne islamiche col velo integrale, una roba insopportabile, inaccettabile a mio avviso, con numeri sempre crescenti, perché poi l'altra situazione l'ha fatta la legge italiana, voluta da Prodi e dalla sinistra, che ha detto ma guarda, noi dobbiamo fare in modo che si integrino, per cui a fronte del fatto che è arrivato l'operaio facciamo arrivare tutta la famiglia con redditi bassissimi, la donna che non lavora, quindi una situazione pesante dal punto di vista sociale, della invasione del tessuto che viene snaturato completamente e anche della volontà, insomma, di una città di avere un futuro con delle radici. L'altro problema, quello ovviamente dei lavoratori, che è un problema gigantesco, perché è chiaro che nel momento in cui, aveva ragione quel signore lì, no? Nel momento in cui tu accetti che allora c'erano stipendi, allora 2005-2013, stipendi a 5 euro paga globale, ok? Allora, adesso non è così, i contratti devono essere rispettati, altrimenti... Quindi è chiaro che tu crei un dumping giuridico e salariale, e questo è stato, e quindi il dumping ha generato una posizione di inferiorità dei nostri lavoratori. Devo dire che quando Landini si preoccupa di tante cose, io a Landini lo chiamerei e gli direi, gli ho anche scritto, buongiorno, ma di cosa ti lamenti che sei uno di quelli che ha firmato quei contratti decentrati là, accettando queste situazioni? Terza problematica. Ovviamente gli appalti e i subappalti generano una impossibilità di condurre tutto ciò che serve in un modo adeguato, noi riteniamo. Ecco. Adesso la situazione è ovviamente
diversa, perché per me è importante, la situazione adesso è diversa perché l'abbiamo presa in mano, stiamo facendo le battaglie da tempo e siamo, dopo la mozione approvata dal Consiglio Comunale, proposta da me e approvata in maniera condivisa da tutto il Consiglio Comunale, stiamo andando verso una trattativa importante che è già partita, che è già nelle cose, di cui ovviamente non è che puoi parlare perché le trattative vanno anche mantenute un po' riservate finché non raggiungi gli obiettivi, ma che tratta tutti questi temi. Ok? Invece quello che avete mostrato è un'altra cosa. Ne parliamo dopo la pubblicità. Ah, va bene. Ne parliamo dopo la pubblicità. Allora, ci chiede la linea Bernardo Gulotta, che oggi è in giro per le esterne, adesso è pronto, vediamo di che cosa si tratta, credo di immaginare che si tratti della questione macello, se non mi sbaglio. Buongiorno Bernardo, ecco adesso si stanno preparando, è una preparazione un po' lunga, eccolo, prego. Buongiorno a tutti, siamo in compagnia, non si preoccupi, della signora Susanna Rigutti, che ringrazio per essere qui con noi. Siamo a Prosecco davanti a quello che era l'ex macello, che però, stando alle linee della giunta comunale, è prossimo come intenzioni a essere riacquisito all'asta dal comune per poi essere riaperto. Signora Susanna, lei invece non è di questo avviso della necessità della riapertura. Lei, come tante altre realtà del territorio, è stata avviata una raccolta firme, tanto fisica, raccolta firme proprio porta a porta, diciamo alla mano, persona per persona, che è online su change.org. Io le chiedo se ci può riassumere quali sono i motivi per cui voi siete contro alla riapertura del macello Prosecco. Allora, uno dei motivi è evidente: siamo in un luogo che è di interesse proprio del territorio. Qui a 300 metri abbiamo più o meno 300 metri c'è il cimitero austro-ungarico, che è un luogo di grande interesse, e da qui si accede al sentiero 97, che è un altro luogo di grande interesse per il territorio, che è stato riattivato, ripristinato da poco tempo, con tanto di totem e posizioni per le biciclette, quindi è di interesse proprio turistico per scoprire il territorio a livello sia ambientale sia turistico, sia storico. Ci sono varie postazioni che riguardano la Prima Guerra Mondiale e le grotte che sono state rimesse in uso. Quindi già la location, e siamo a ridosso del paese proprio, no? Siamo sulla statale, quindi è una posizione che per chi abita e chi vive il territorio è veramente ingombrante, diciamo, no? E poi c'è appunto questa situazione di questo impiegamento di soldi pubblici, 400.000 euro che sono stati dati dalla regione, dalla regione al comune per comprare questo edificio, che è in disuso da anni ed è fallito, è un mattatoio. 400.000 euro dati dalla regione al comune per comprare questa attività che è fallita, e nessuno ha comprato in 4 aste che sono partite da 400.000 euro per arrivare all'asta del 22, che sarà di 220.000 euro. I soldi che sono stati dati dalla regione sono per comprare e rimettere in uso questo edificio. Ma in verità non si capisce l'utilizzo, cioè l'utilità di questo. Noi siamo in una zona di bassissima produzione di carne di suino, una delle zone più basse della regione. La Sugi, dati a Sugi, dà come dato 79 aziende in produzione, ma 79 aziende di cui una sola ha scrofe riproduttrici. Quindi parliamo di realtà piccolissime, realtà che in verità
producono animali da consumo privato, quindi 4 capi, più animali che vengono utilizzati per le osmize. Allora, 79 attività presenti sul territorio coperto da SUGI, di cui una sola con scrofe riproduttrici e le altre con una produzione minore di quello che è definita una piccola impresa, ovvero 40 capi. Non ne abbiamo sul nostro territorio produzioni di questo genere. Stiamo perché c'è una macchina che sta facendo manovra, chiedo scusa Umberto se dobbiamo un attimo adeguare il contesto alla situazione con questo mezzo che deve uscire. Eccoci qua. Avete raccolto, o abbiamo letto anche dalle... no, ha fatto manovra, possiamo riposizionarci. Avete raccolto o visto dal sito 3.300 e passa firme per adesso? Certo, ma questa è una raccolta che è stata fatta online. Quello che è molto interessante invece è la raccolta che è stata fatta in pochissimi giorni proprio sul nostro territorio, ma abbiamo avuto un solo banchetto in città e alcuni negozi che per neanche una settimana hanno raccolto le firme, quindi è stata una risposta veramente forte da parte della cittadinanza, e anche perché è stato l'unico momento di informazione, perché la Giunta ha approvato questo progetto senza dibattere, senza discutere, sono stati fatti alcuni articoli sul giornale, ma la realtà della necessità di questo tipo di attività sul nostro territorio non è mai stata dibattuta. Bisogna anche calcolare che in questo edificio si parla di lavorazione di carne di selvatico, quindi di cinghiale. Allora, noi siamo in un territorio in cui il cinghiale è sicuramente presente, ma promuovendo questo tipo di attività noi andremo soltanto che a incentivare la presenza del cinghiale, perché ovviamente un business non si ferma e siamo in un territorio che è ristretto. Questo territorio qui è riserva di caccia di prosecco, abbiamo su una disposizione di 19 posti di cacciatori, ce ne sono 22. Allora, nel momento in cui i cacciatori potranno vendere la carne che verrà lavorata qui, si creerà un business che non è gestibile su un territorio come il nostro. Noi non siamo la Toscana con grandi territori, noi siamo un territorio antropizzato, ristretto, a ridosso del mare, con una situazione molto diversa. Non possiamo permetterci un business di questo genere. Quindi l'appello per Klump, diciamo, per tirare un po' le somme, è quello di non proseguire con questa attività. L'utilità però magari sarebbe quella di dare un senso a questa struttura, se non demolirla a un certo punto. Assolutamente, ad esempio, se vogliamo restare in questo ambito, no, agricolo, diciamo, o produttivo, perché non trasformarla in un frantoio? Allora, la produzione di olive sul nostro territorio è sempre maggiore ed è veramente un prodotto autoctono. I maiali qui vengono presi, ingrassati 4 mesi e messi sul mercato per legge come prodotto autoctono, ma di autoctono non hanno nulla, ce n'è solo una di azienda che fa questo lavoro. Invece di produttori di olive in difficoltà ce ne sono tantissimi. Chi vuole molire deve andare per forza da un privato o addirittura vanno in Slovenia. Quindi perché no dare un altro tipo di vita a questa zona, che questa particella è stata svincolata da tutto il resto, che sono particelle boschive, per essere destinata a un'attività commerciale, artigianale anzi. Quindi questo posto potrebbe benissimo essere trasformato in un luogo di vera utilità per il territorio. Grazie, molto, molto complessa la vicenda, o meglio avrebbe necessità anche di poter delinearsi con altri dettagli, ma penso che abbiamo detto il grosso e ringrazio. Io, se posso permettermi, mercoledì 22 noi saremo presenti con una conferenza alla Sala Minerva della libreria. Scusami, mercoledì 13, sì, alle ore 17:30. Quindi ecco, chi ha piacere di sentire le nostre ragioni del no può venire, intervenire ed ascoltare le nostre motivazioni. Grazie, ringrazio la signora Rigutti che ci ha spiegato le motivazioni per cui lei, come tante altre persone e anche diverse associazioni e realtà del territorio, sono contrarie al ripristino di un macello in località Prosecco. Io restituisco la linea allo studio. Grazie Bernardo, grazie alla tua ospite. Allora eravamo in debito
del commento per quanto riguarda appunto quello che scrive oggi il Sì, quello che avevate mostrato, no? La pagina, è un'altra cosa rispetto a quello che dicevamo prima. Che cosa era successo? Era successo che, ecco, Fincantieri ha fatto un ricorso perché all'epoca, circa forse un anno e mezzo fa, se non ricordo precisamente, aveva fatto la richiesta di deroga a rumore perché doveva costruire gru, impianti eccetera, e la deroga a rumore di cui aveva fatto richiesta era in un ambito notturno. Quindi voleva fare all'interno dell'azienda, costruire l'impianto dalle 22 alle 6 mi pare, quello fosse il periodo della deroga, non l'ho seguita io non facendo più il sindaco, però ovviamente conosco bene la vicenda, e l'amministrazione comunale ha detto no. Ha detto no perché, come immagino tutti possano avere in mente, l'azienda ha un confine che è veramente adiacente alle abitazioni, ma non soltanto per poche case, un'infinità di cittadini abitano sia dalla parte di Panzano ma anche quello che viene chiamato l'ex Rione Ene, no? Quindi il sindaco correttamente, con un procedimento amministrativo molto preciso svolto dai tecnici, aveva detto no, era stato impugnato, non era firma del sindaco. Per farla breve però, nel contempo l'azienda che voleva lavorare di notte per chiudere i lavori ha riorganizzato i lavori probabilmente ed è riuscita a terminarli anche con il no alla deroga a rumore. Adesso, da qualche tempo, penso all'inizio di marzo mi pare, abbia impugnato chiedendo i danni, dicendo che ha subito dei danni perché non c'è stata la deroga e quindi sostanzialmente, però in realtà la deroga appunto non si chiamerebbe deroga se fosse un obbligo, no? È una deroga a una regola. L'amministrazione comunale, tutte le amministrazioni comunali hanno un dovere che è quello di valutare il rapporto costi-benefici. Ovviamente il rapporto costi-benefici per i cittadini, per l'amministrazione comunale, messi sui due piatti della bilancia, faceva prevalere l'interesse pubblico. Intendo dire, se tu durante la notte non dormi, il giorno dopo hai una verifica, devi fare un'operazione a cuore aperto, non è così scontato, non è che ci siano serramenti, ad esempio nella zona di Panzano, di Rione Enel, tali da non subire il rumore. Quindi la deroga, essendo una possibilità, è stata, diciamo, negata, e nel contempo però loro sono riusciti, e di questo siamo molto contenti, a terminare i lavori. Quindi quelli sono i danni che l'azienda ha chiesto al comune, che ha detto no, non lavori di notte, e mi chiedo quali siano i danni, perché in realtà è riuscita a finire in tempo poi tutto. Ecco, sono due vicende assolutamente separate. Rispetto all'altro. Noi ci siamo ovviamente costituiti con l'avvocato Bigliani, che è un avvocato molto bravo. Noi in generale in questi anni, anche come sindaco, siamo riusciti, penso, a portare a casa risultati incredibili. È lo stesso avvocato che abbiamo scelto quando abbiamo vinto anche davanti al Consiglio di Stato la chiusura delle moschee irregolari. Ma questo, come posso dire, i rapporti effettivamente fra Fincantieri e Monfalcone Comune, eccetera, come sono? Nel senso... Adesso abbiamo riavviato, no? Un rapporto che deve diventare, come dire, secondo me, un legame, perché il territorio è importante, il lavoro è importante, una società pubblica, come diceva, anche se appunto è presente in borsa. Noi ci rendiamo ben conto, poi si immagini. Io l'ho vista quando non c'è la sirena alle 8:20, alle 8:07, quindi noi amiamo in realtà quell'azienda che ha prodotto le più belle navi nel mondo e che ha dato da lavorare ai nostri genitori. Poi le cose sono cambiate, quello che noi vogliamo fare insieme, ma credo che ci sia adesso questa sensibilità. Stiamo lavorando a un progetto che sia proprio quello
che contemperi il valore del lavoro, il valore della città e tutto quello che noi riteniamo sia fondamentale per fare insieme. Quindi adesso abbiamo riavviato questa macchina, non è semplicissimo perché chiaramente potete immaginare la complessità della vicenda, ma sono fiduciosa. Allora, c'è una telefonata? Buongiorno. Buongiorno Bosacci, buongiorno a Buongiorno. lei e ad Anna Maria Cisin. Buongiorno. Di Vea. Allora, buongiorno. Allora, signora Cisin, io volevo chiederle una cosa. Ho sentito per Rete 4 e non sarò tanto precisa quanto lei perché sicuramente è informatissima su queste cose, che non so se a Mestre o a Venezia ci saranno delle elezioni e che ci sono delle candidate del Bangladesh che fanno campagna elettorale sia sulle locandine sia oralmente nella loro lingua, però dentro nel PD, non un partito a parte. Eccolo, volevo se mi poteva illustrare qualcosa di più, perché sono rimasta veramente basita, non come a Monfalcone che aveva fatto una lista a parte, il suo quello lì, no? Buconate. Però proprio dentro nel PD che permettano queste cose mi fanno cadere le braccia. Grazie. Signora, la ringrazio. Pensi che dopo, quando vado via da Trieste, l'appuntamento è a Mestre. A Mestre alle 2:30, alle 15 arriva Salvini oggi, perché il tema è quello che ha detto lei. Cosa è successo? A Venezia a Mestre ci sono le elezioni perché Brugnaro ha fatto i suoi 2 mandati e, come ha detto giustamente la signora, il PD che fa? Il PD si sostituisce al partito islamico. A Monfalcone c'è stato il partito islamico, a Roma c'è Muro 27, guardate, ho informazioni che mi dicono che a Torino se ne stia formando uno e nel frattempo che cosa fa il PD a Venezia Mestre? Candida degli islamici che si propongono con dei volantini scritti in bengalese specificando che vogliono portare Allah all'interno dell'amministrazione comunale. Per chi come me ha diretta esperienza di tanti anni sia pratica sia di studio, e dico che veramente siamo sull'orlo del precipizio. Perché? Perché intanto il PD apre queste porte, nelle porte principali nelle istituzioni, all'Islam che, come ha detto l'intelligence francese, ha 2 obiettivi: l'applicazione della Sharia, che è già qua la sottomissione, che non è una sciocchezza, che non è una roba che non ci riguarda, la sottomissione, perché non è solamente la sottomissione della donna e della bambina, che è già drammatica, ma è la sottomissione finale che hanno in mente, che è quella del paese. Lo dicono in maniera esplicita, cioè la sovversione del sistema democratico. Tu non puoi far entrare nelle istituzioni chi sui volantini ci mette la bandiera dell'Italia e del Bangladesh, scrive in bengalese dicendo votatemi perché portiamo Allah all'interno dell'amministrazione. E che cosa vuole fare anche il PD con questa scelta veramente sbagliata? Dare le chiavi anche della approvazione di che cosa? Perché c'è una ragione anche concreta e pratica, e lo dico alla signora ma lo dico in generale, che è quella di modificare i piani regolatori e tutto ciò che ha a che vedere con la possibilità di ottenere le cose per quello che l'islamico pretende. L'islamico che non è la persona fisica, cioè nessuno ce l'ha con il musulmano, anzi, ma è l'Islam che viene, come dire, spinto a creare queste condizioni. Quindi modifica dei piani regolatori, perché? Per fare le moschee, che oggi a Venezia Mestre ce ne sono 12 di irregolari, e quella che volevano realizzare, che noi della Lega abbiamo bloccato, la più grande moschea d'Europa in Via della Giustizia, dove chi parla di integrazione non sa quello che dice, perché là era un enclave. Modificando il piano regolatore ciò è possibile: i cimiteri islamici, normalizzare i comportamenti di sottomissione, il velo integrale, la poligamia. È gravissimo. Noi oggi lo stiamo dicendo in maniera coerente, perché il PD si è dimostrato anche a livello Italia in questo periodo lungo ormai il partito degli islamici, il partito che si avvicina, diciamo, a queste possibilità che offre, e che però
sono la svendita del nostro paese. Io come sempre mi assumo la responsabilità di quello che dico e lo faccio in maniera anche molto convinta. Guardate, per raccimolare 5 voti, 10 voti, 1000 voti, quelli che vuoi, svendere un paese che ha lottato, lì dietro sul Carso lo sappiamo, quello, no, che negli anni è successo, che ha lottato per la propria libertà, e svenderlo per pochi voti secondo me è indegno. È indegno. Ecco, quindi questo ha ragione la signora, ha seguito molto bene quello che sta accadendo. Io mi auguro che i cittadini di Venezia, di Mestre, di Marghera, che vivono situazioni vicine a quelle che ad esempio vive Monfalcone, con numeri diversi, pensate che ci sono 15.000 bengalesi a Mestre, si rendano conto del pericolo che stanno correndo, perché la modalità che ha l'Islam di entrare non è quella con le spade, è tutta un'altra, è col sorriso, è con l'inserimento nel tessuto sociale attraverso le associazioni sportive, le scuole, i social e le moschee, dove all'interno irregolari, senza che ci sia un'intesa, perché l'articolo 8,3 a proposito di tutti quelli che si riempiono la bocca di Costituzione, l'articolo 8,3 della Costituzione dice che ci debba essere un'intesa tra lo Stato e le religioni, che manca per 3 religioni: evangelisti, testimoni di Geova, che non creano alcun problema, e Islam. E perché non c'è l'intesa, ovvero le regole? Perché lo rifiutano, perché le correnti non accetteranno mai, e questo è un punto nevralgico di tutto ragionamento, non accetteranno mai di dire e di applicare la legge italiana quando la legge italiana contraddice il Corano. E siccome i valori sono diversi, perché la dignità umana, perché il rispetto, perché la poligamia, eccetera, sono per noi concetti ovviamente che stanno alla base del nostro ordinamento giuridico, queste correnti non lo accettano, per questo non c'è l'intesa. Ma senza intesa, senza regole, tu non puoi fare quello che vuoi. Ecco, la battaglia è una battaglia importante, molto seria. Io nel mio libro, il secondo, La minaccia di Allah, la spiego molto bene, perché oggi l'Islam politico è ciò, è il passo in avanti, capito? Che sono 10 anni che lo dico purtroppo, ma ormai siamo arrivati a quello, all'Islam politico. E la sinistra, come ha fatto in tutti questi anni, apre le porte, fate di noi quello che volete. Io conto molto sulla capacità che hanno avuto a Monfalcone, che è stato un comune di sinistra, ma che ha capito quali sono i problemi. Spero anche che a Venezia Mestre si rendano conto che l'unica speranza che abbiamo è di combattere, di lottare per il futuro del nostro popolo, del nostro paese, così, perché in mano alla sinistra è finita. Allora, abbiamo tempo ancora solo per salutare e per darvi anche gli ospiti della puntata. Ecco, scusi, voglio dire, perfetta questa. Sì, c'è una battuta con cui chi li ha visti, per quello che dicevo prima, il 50% di quelli che hanno avuto i visti sono spariti, esatto. Ma noi abbiamo Englaro che sta proprio bravo, sul pezzo, nel senso che proprio alcune le prepara prima, questa l'ha fatta veramente molto è molto divertente. Allora, gli ospiti di Ring di questa sera si inizia con un'intervista con il sindaco di Piazza, poi Laura Palutan della lista di Piazza, Rossana Pucci del Partito Democratico, Riccardo La Terza di Adesso Trieste e Marcelo Medau di Fratelli d'Italia. Questi sono gli ospiti al momento, perché poi spesso succede che se ne aggiungano anche altri. Onorevole, grazie per essere stata con noi, grazie, buon lavoro. Grazie a tutti, buona festa della mamma. Domenica, sì, giusto, è vero, domenica è la festa, tra l'altro domani si incominciano anche a distribuire per esempio le rose, le azalea, e quindi è importante. L'ho detto un po' per quello, perché la ricerca è importante fondamentale. Anche questo. Noi ci vediamo alle 13:20, però prima alle 13 con l'anteprima, poi alle 19:30 e alle 17:55 anche con la puntata di Trieste in diretta. Grazie a tutti, buon proseguimento, ci vediamo dopo. Grazie. Arrivederci onorevole, grazie.